Buon pomeriggio amiche ed amici appassionate del grande calcio femminile. È tempo di Serie C, Girone A con Torino FC, Pro Sesto Women, terza giornata del terzo campionato nazionale. Prima di andare a vivere le emozioni di questo pomeriggio andiamo ad ascoltare le parole pre-match del tecnico della Pro Sesto Women. Siamo in compagnia del tecnico della Pro Sesto. Voglio subito farti una domanda su questa tua prima esperienza da allenatore della prima squadra. Tu conosci molto bene questa piazza, come ti stai trovando anche in panchina della prima squadra? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Mi sto trovando molto bene, un anno particolare per me perché sicuramente è il primo, però mi sto trovando molto bene, ho avuto la fortuna di trovare fin da subito un gruppo pronto che aveva tanta voglia di far bene, quindi anche per me è stato facile entrare e far bene, abbiamo visto già i primi risultati sono positivi e quindi sono molto soddisfatto. Mister, avete cominciato sicuramente molto bene, sicuramente anche una responsabilità perché naturalmente avete numeri importanti e tutte le squadre cercheranno di dare il massimo per cercare di fare qualche sgambetto. Ah no, ma noi lo sappiamo, ne siamo coscienti. Anche oggi veniamo qua in un campo che sicuramente non è facile. Sappiamo che le squadre ci aspettano e cercheranno di fare il risultato, cercheranno di darci fastidio. Noi dobbiamo entrare in campo, dare il 100% e poi sappiamo di avere carisma, carattere, qualità per poterle vincere tutte. Grazie mister per la disponibilità, in bocca al lupo per questa partita e per questo campionato. Grazie mille, crepi il lupo. Eccoci collegati con le prime immagini qui al centro sportivo CIT Turin di Torino con le calciatrici pronte ad entrare in campo per questa terza giornata. Ricordiamo giornata speciale in quanto la Lega Nazionale Dilettanti collabora con Comedy Italia, infatti le capitane scendono in campo con la maglia simbolo della lotta contro il tumore al seno. Arbitro dell'incontro signor Lorenzo Bettinardi della sezione di Torino, coadiuvato da Alice Tognato Collegno e Alessandro Girelli di Collegno. Come vedete nel cerchio del centrocampo anche lo striscione della Komen Italia, arriva il fischio dell'arbitro, tutti in piedi qui all'impianto sportivo torinese per questa sfida. Verrà anche letto il messaggio naturalmente della Komen Italia per andare a sensibilizzare questo delicato tema. Viene alzato adesso lo striscione. Sapere che esiste non è abbastanza. Del tumore al seno, Lega Nazionale Dilettanti sostiene come in Italia. In questo momento viene letto il testo. Insieme Andiamo su anche a tutti i campi dei riprendere noi nel campionati mese dilettanti per dedicato alla ricordare che nel prevenzione del 90% dei tumore. casi una diagnosi precoce rende la malattia curabile, consentendo cure più efficaci e meno invasive. La prevenzione è la miglior difesa. Grazie. Ultimi dettagli naturalmente prima del fischio d'inizio che aprirà questa sfida. Arrivano le due squadre alla ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi di questo girone A di Serie C. Tra poco andremo anche a vedere le formazioni, le 11 titolari dei due club. Partiamo dalle padrone di casa con tra i pali Vaccarino, difesa a 4 con a partire da destra Caffarato, Musso, Municchi le centrali, Aghem invece per quanto riguarda la terzina sinistra, centrocampo a 3 con Gonné, La Sale, Munafò, terzetto d'attacco Berbotto, Bazzocchi in mezzo e Saito in panchina per quanto riguarda la formazione di Fulvio Francini, la numero 12 Ludovica Gasparini, la numero 13 Alice De Gani, la numero 14 Greta Bosio, numero 15 Claudia Ferrara, Irene Calautti, Viola Dolza, Cogni, Clara Altafin, Sofia Anna Tundo e Giada Guarini.
Andiamo adesso con la Prosesto, modulo 3-4-3, Selmi, Dell'Acqua, Ciocca, Battocchio, Ronchetti. Per quanto riguarda la difesa, Riva, Accoliti, Prau, Arosio, Bertuetti e Barbuiani. Piombo, Gentile, Esposito, Podda, Rovelli, Fico, Aprile, Monk, Sarno. Per quanto riguarda invece la panchina, la palla è già nel cerchio del centrocampo con il primo possesso di questa sfida, con le padrone di casa che attaccheranno da destra verso sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Si comincia giù gettone, divertiamoci col primo possesso delle piemontesi. Provano subito ad orchestrare con Gonnet che cerca una compagna, la trova, ma arriva il primo break della Prosesto, arrivata qui con il bottino pieno, 6 punti raccolti nelle prime 2 giornate. Grandi risultati anche per quanto riguarda la Coppa Italia per le Lombarde, che hanno superato il turno della fase a gironi e sono pronte adesso a vivere poi nel mese di dicembre l'ottavo di finale di Coppa Italia riservata alle formazioni di Serie C, mentre invece va ancora alla ricerca del primo punto ufficiale in questa stagione la formazione del Torino FC, neopromossa nella categoria. Purtroppo non sono arrivati per le piemontesi anche punti in Coppa Italia, ma adesso ritorniamo live con l'azione avvolgente da parte della Prosesto, e attenta però tra i pali Margherita Vaccarino, una delle tantissime giovani di questa formazione di casa che schiera una rosa con un'età inferiore ai 22 anni, gioventù anche per quanto riguarda staff tecnico e staff dirigenti. Attacca adesso ancora la Prosesto, non si capiscono però la centrocampista e l'attaccante, recupera così la sfera al Torino solo per un attimo perché va a fare la voce grossa Frau. Poi si torna indietro con calma, non ha fretta naturalmente la Prosesto che orchestra molto bene con Arosio, poi si torna dietro da Susanna Ciocca che dà uno sguardo alle compagne, vuole subito superare la linea mediana. Sono attente però le padrone di casa che recuperano, ma ancora per un attimo il canovaccio di questi primi minuti, mentre ci siamo lasciati alle spalle i primi 90 secondi. È sempre lo stesso con la Prosesto che prova a cercare il pertugio nella retroguardia Granata, con le Granata che però adesso stanno rispondendo attente e precise, andando a chiudere ogni spazio. La palla adesso scende sotto per Matilde Ronchetti, che cerca e trova molto bene Bertuetti, che nel frattempo si è abbassata dalla sua zona di competenza, prova ad andare fino in fondo, si trascina però la palla oltre il rettangolo di gioco, quindi si ripartirà con un semplice rinvio dell'estremo difensore di casa. Va a posizionare le compagne, la classe 2006, Margherita Vaccarino. Vediamo come vorrà giocare questo possesso, così per andare a utilizzare anche un termine non proprio calcistico, il team di Torino. Va di testa la numero 21 Arosio, poi ancora Prosesto con una gran palla, esce però Vaccarino, va ad anticipare così l'attaccante avversaria, può adesso ripartire il Torino, lo fa con Munafò. Poi un retropassaggio un po' rischioso, riesce comunque ad eludere bene la pressione dell'avversaria Musso, ancora solo per un attimo però, perché c'è ancora Riva e compagna alla ricerca del primo assolo di questo pomeriggio. Arosio controlla, poi sterza, dà una gran palla di pregevole fattura per una compagna in attacco, fa qualche passo però avanti. Margherita Vaccarino che va ad anticipare tutto e va ancora a fare sua la sfera. Sicuramente subito nel vivo del gioco l'attacco della Prosesto, però molto attenta in questo momento della partita, in questo avvio di match, Margherita Vaccarino tra i pali e non solo, ad andare a presidiare molto bene la sua zona. Un po' di confusione adesso centrocampo, riesce comunque la Prosesto a tenere ancora il possesso della sfera. Riva allarga sulla banda di sinistra, ha capito tutto però molto bene Bazzocchi, prova a mettersi proprio, ancora la numero 9 si avvicina al vertice destro dell'area, viene fermata in questo momento solo per un attimo però perché la numero 9 nonostante il raddoppio di marcatura riesce a conquistare il massimo, ovvero un fallo laterale in posizione d'attacco per le compagne. Sarà la Caffaratto, altra 2006 schierata in questo momento dal Torino FC a rimettere la palla in gioco proprio per Bazzocchi che prova a proteggerla, va ancora dalla Caffaratto, però ha capito tutto in modo splendido Sofia Dell'Acqua che va a anticipare, poi anche subito molto probabilmente sì è così un fallo, quindi si ripartirà con una punizione. Va ad incaricarsene
Cristina Selmi, abbiamo parlato di tante giovani quest'oggi, lei sicuramente è una delle più esperte, classe 1993, confermata dalla scorsa stagione, al 6º anno con questi colori, lei che ha vestito anche le casacche di Inter in Serie A, in Serie A2, riozzese, giusto per citare qualche squadra con cui ha militato la capitana della Pro Sesto. Arosio controlla, alza la testa, ancora la numero 21 nel cerchio del centrocampo, poi allarga molto bene. Ancora azione insistita della Pro Sesto, ma il Torino vuole comunque essere attenta. Poi un lancio lungo di Gonnet alla ricerca di Berbotto, che prova a fare sportellate, compito sicuramente non semplice per la 7 di casa, che non riesce a conquistare il primo giro dalla bandierina, quindi ancora un rinvio dal fondo, questa volta per Cristina Selmi. Pro Sesto, costruzione dal basso, con Frau che alza la testa, va dalla compagna di reparto, poi si allarga, vuole giocarla sul perimetro la Pro Sesto, alla ricerca di spazi per allargare il gioco, per poi cercare le attaccanti, in questo momento Giada Barbuiani ed Elisa Bertuetti, due giocatrici di livello e di esperienza là davanti, a cercare di sfruttare, di andare a convertire in rete la costruzione delle compagne del centrocampo. Palla recuperata ancora dalla Gonnet. Tanto lavoro sporco della numero 8 in questa prima parte del match. Poi deve ripulirla il Torino, lo fa con tranquillità, va da Vaccarino che deve controllare, poi deve affrettare le operazioni e riesce comunque a trovare Saito che la controlla proprio sotto la nostra postazione. Si va ancora alla ricerca delle attaccanti. Qui gran lavoro da parte di quella del Torino, poi il gioco viene allargato per Laura Saito, impossibile anche per lei tenere sul rettangolo di gioco questo suggerimento della compagna. Abbiamo un gioco sicuramente già importante da una parte, già importante dall'altra, vuole provare a recitare nonostante l'avvio non proprio semplice del Torino FC. Il ruolo di protagonista quest'oggi, però dall'altra parte naturalmente le pedine della Pro Sesto sono pedine importanti, può davvero contare su una rosa solida mister Marco Pierangeli. Pro Sesto che arriva dall'ottimo campionato della scorsa stagione, dove è arrivato il 2° posto, campionato perso se così vogliamo dire tra mille virgolette di una sola lunghezza, formazione che ha anche già militato nel 2° campionato nazionale, mentre invece è stata una stagione sicuramente spumeggiante quella che riguarda il Torino FC, con la vittoria della Coppa Italia sia per quanto riguarda la fase regionale ma anche la fase nazionale e anche la promozione poi naturalmente qui tra le squadre nazionali. Pro Sesto ancora in possesso della sfera con Ronchetti, tanto centrocampo ma anche tanto attacco con i due reparti che collaborano in modo splendido. Caffaratto prova ancora la giocata sulla linea di fondo, ancora lei entra in area, poi va a servire per il primo tiro verso la porta di Riva, si salva però nei pressi della linea di porta proprio il Torino, poi ancora Pro Sesto con il colpo di testa che va vicino a trovare il gol importante di Elisa Bertuetti. Si continua a giocare, adesso la palla esce per un attimo, così le squadre per qualche secondo possono approfittarne per rifiatare. Doppia occasione netta adesso al 9° minuto per quanto riguarda la Pro Sesto, che dopo aver preso le misure ha subito provato a mettere in moto i propri terminali offensivi, andando ad un passo dalla prima marcatura del pomeriggio. Insistono ancora le giocatrici quest'oggi in completo nero. Il Torino va da Vaccarino che alza la parabola del tiro. Possesso però ancora Pro Sesto che insiste con Bertuetti. Scarico per la numero 21. Adesso c'è davvero poco spazio lì per passare perché ha abbassato naturalmente il baricentro in fase difensiva al Torino, che adesso prova a ripartire. Non riesce però Berbotto a servire una compagna anche per via dell'ottima difesa, dell'ottimo ripiegamento che va a chiudere le linee di passaggio della Pro Sesto. Cercata e trovata Bazzocchi, che poi viene fermata.
approfittano anche di queste piccole interruzioni le due panchine per dare indicazioni alle formazioni. Adesso si ripartirà con un calcio di punizione dalla tre quarti. Naturalmente il Torino alza il baricentro, deve però tornare indietro perché il punto dove si deve battere è più abbassato. Rebecca Gonnex, Independiente, primo anno col Torino che ha confermato gran parte della squadra della cavalcata della scorsa stagione. Ci sono però comunque delle novità. Adesso va la numero 8 a cercare una compagna nel cerchio dell'area, respinge la retroguardia però della Prosesto, che poi prova adesso ad allungarsi con Arosio. Cercata in profondità Barbuani, prova l'ex Milan-Inter a tenerla in campo, riesce a farlo. 1 contro 1 sulla banda di destra, entra anche in area, insiste, poi non c'è nessun tocco falloso, quindi si può continuare con il Torino che prova a distendersi. Non riesce però a farlo nel primo momento, ci riesce nel secondo momento, poi ancora Prosesto a recitare la voce grossa lì in mezzo al campo, poi c'è una gamba troppo alzata, quindi naturalmente si ripartirà con un calcio piazzato da posizione difensiva per il Torino FC. Va Municchi, la numero 6, capitana. Sicuramente una con più vissuto calcistico, essendo una 2000. Qui scivola nel momento della battuta. Riesce comunque a spedire la sfera abbastanza avanti per evitare rischi. Prosesto col fraseggio. C'è poco spazio lì tra le ragazze lombarde che comunque riescono con un buon disimpegno a superare la mediana del campo. Poi si lotta sotto la nostra postazione. Arriva prima di tutti Bertuetti, ancora la numero 62, che avanza e conquista un fallo laterale. Ancora buon lavoro in difesa del Torino FC, poi ciocca addirittura con la spalla ad allungare. Ancora la numero 5, si passa poi alla compagna Battocchio, si allarga molto bene la Prosesto alla ricerca di spazi. Qui rischia qualcosa, anzi no, arriva il fallo di mano di Claudia Laura Caffaratto, ha allargato troppo il braccio la numero 2, concedendo così il calcio di punizione da una posizione molto interessante alla Prosesto. Deve posizionare adesso con attenzione la propria barriera Margherita Vaccarino. Ne vuole 2 in barriera. Viene fatta rispettare la distanza, così come vengono fatti rispettare i contatti all'interno o perlomeno al limite dell'area di rigore. La palla viene scodellata alla ricerca di una compagna. Qui aveva sicuramente fatto una cosa interessante Barbuiani, c'è stato però un misunderstanding, quindi non si sono capite le altre giocatrici della Prosesto. Si chiude così questa occasione con un nulla di fatto. Rinvio di Vaccarino. Torino riesce a controllare la metà campo. Poi si fa ancora sportellate nei pressi del centrocampo. Arriva il fallo della difesa. Possesso che così rimane al Torino. Con Municchi, che va da Saito, viene però anticipata di testa da Ronchetti, che mette in angolo. Non vuole rischiare qui la numero 33, che aveva tagliato molto bene per evitare l'intervento della più diretta avversaria. Grande intervento di testa dell'ex Monza e calcio d'angolo per il Torino. Va ad incaricarsene Rebecca Gonnet. Giro dalla bandierina sinistra per il Torino FC, con la numero 8 che va in mezzo. Si combatte ancora, poi arriva una conclusione da fuori di La Sala. Naturalmente in quella zona del campo non si deve correre rischi e quindi oltre a cercare naturalmente di centrare i pali si deve anche evitare una ripartenza avversaria, perché naturalmente non c'è un ottimo posizionamento della difesa, essendo riversati nella zona d'attacco. Riesce quindi a fare molto bene La Sala
Costruisce adesso la Prosesto. Selmi, con tranquillità e calma olimpica, la numero 1. Va in mezzo al campo da Frau. Può controllare la 20. Pressione alta della prima linea del Torino. Cercare di rovinare subito i giochi. Tentativo di imbucata di Arosio. Spazza però bene Gaia Musso. Riesce a ritornare però sulla sfera Sofia dell'Acqua. Prova ancora a attaccare partendo dalla sinistra. Adesso il Prosesto. Poi manca però l'appuntamento con la sfera Arosio. Torino adesso si allarga sulla sinistra. Palla per Saito che la gioca subito in mezzo. Anticipata però la manovra del Toro dall'intervento difensivo di Sofia Frau. Arosio tra due avversari e perde la sfera. Torino in un fazzoletto, prova a farla girare, non ci riesce però Bertuetti, sfrutta molto bene la propria fisicità, riesce a proteggere la sfera, a farla correre in avanti, riceve ancora la 62 che per un attimo pensa al tiro, poi grande 1-2 con la compagna, qui gli aveva dato un cioccolatino a Coliti, non si è chiuso però il tandem d'attacco, il Torino recupera ma la Prosesto ancora con tenacia, energia e aggressività in ogni frazione del campo, è pronta da nuova manovra d'attacco, questa volta però il passaggio in profondità non si chiude, era rimasta attardata di qualche metro la Ronchetti che non riesce così ad arrivare all'appuntamento con la sfera. La solita Margherita Vaccarino a rimettere in gioco il pallone. Torino FC che vuole costruire dal basso, poi viene anticipata qui la numero 10 Munafò. La capitana prova a spazzare Municchi, ma ancora onnipresente adesso la Prosesto Women. Gioca in profondità per Arosio che viene fermata. Fa tutto molto bene Bertuetti, sempre nel vivo dell'attacco della Prosesto. Questa volta però la 62 viene anticipata. Sicuramente una cliente scomoda per la retroguardia di casa. Elisa Bertuetti, ex Edriano, primo anno per lei alla Prosesto. Non abbiamo naturalmente in tempo reale i dati del possesso di palla, ma sicuramente importante la supremazia, perlomeno territoriale, per quanto riguarda la Prosesto. Però Torino FC che non sta a guardare, prova alla prima occasione, o perlomeno alla prima disattenzione delle ospiti, ad allungarsi e a provare ad impensierire Cristina Selmi. Arosio. La fa girare Frau. Ancora per Arosio. Poi tra una selva di gambe Accoliti riesce molto bene ad allargarsi da destra a sinistra. Poi perde un po' il campo qui Sofia dell'Acqua che non riesce con il secondo controllo a mantenerla in campo. Può così riconquistare il possesso della sfera al Torino FC. Un po' con un'azione rugbistica. Il Torino prova ad allungarsi, conquista un altro fallo laterale, conquistando di fatto qualche metro, sempre lì sulla corsia di destra dell'impianto sportivo CIT Turin. Non riesce però a sfruttare molto bene, ma arriva la terza rimessa consecutiva, altri metri conquistati e quindi altra touche per le ragazze di Fulvio Francini. Protegge bene la sfera Bazzocchi, viene però intercettata e rispedita dalla Prosesto. Poi ancora la capitana delle Granata, il più lontano possibile. Con questo rilancio Roberta Municchi va a liberare una zona sicuramente pericolosa e delicata del campo.
non è riuscito poi ad arrivare nessuna compagna. Arosio prova ancora a mettersi in proprio con grande padronanza della sfera, poi con calma ad alleggerire la Prosesto. I ragazzi in divisa nera hanno adesso tanto spazio in quella parte del campo per costruire. Arosio prova a mettere in moto una compagna, ha capito però tutto il Torino, che poi prova a lottare davanti con Linda Bazzocchi. Viene però anticipata in modo splendido dalla numero 5 Gaia Musso. Cristina Selmi, l'ex riozzese, rimette in campo la sfera. Rischia qualcosa qui Frau, perché si alza come sempre l'attacco del Torino, che senza palla continua a creare comunque un po' di difficoltà e soprattutto un po' di disordine nella fase di costruzione dal basso della formazione lombarda, da un estremo difensore all'altro, con Vaccarino che allarga per la propria capitana. Qui ha tanto spazio Ciocca, che però non è impeccabile. Torino poi va a conquistare un calcio di punizione importante. Viene atterrata in modo irregolare Laura Saito, la numero 10 delle Granata. Vediamo come deciderà di sfruttarlo, se cercheranno Rebecca Gonné e compagne una giocatrice in area o proveranno invece a costruire ancora palla a terra. Vediamo quale sarà la decisione dell'ex Independiente. Viene fatta rispettare la distanza dal direttore di gara. Prova a ricamare la numero 8. Non è impeccabile in questa azione Susanna Ciocca. Riesce però ad intervenire dimostrando grande sicurezza Cristina Selmi. Poi avrebbe voluto un fallo che non è stato ravvisato già da Barbuiani. Può così continuare il Torino. Vaccarino col suo destro a cercare direttamente Bazzocchi, che tocca ma non riesce a controllare. Dall'altra parte c'è già la solita Dell'Acqua che prova ad andare ancora fino in fondo, danza sulla sfera con la suola, poi c'è un tocco della difesa. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice in maglia bianca. Continua così a attaccare il team lombardo della Prosesto Women, assoluta protagonista di questa Serie C femminile. Non perde tempo e soprattutto non rischia nulla Laura Saito, che mette fuori. Stava arrivando lì la corrente della Prosesto. Ancora una gran palla in mezzo con Dell'Acqua che arriva all'appuntamento con la sfera. Sfiora la prima marcatura del pomeriggio la Prosesto Women. Qui di fatto Margherita Vaccarino era fuori dalla propria zona perché il fronte si è spostato da destra verso sinistra. Non è riuscito però la numero 2, se non andiamo errati, a colpire, a trovare lo specchio della porta. Rischia così di passare in svantaggio il Torino FC, che si salva per la scarsa precisione della giocatrice della Prosesto Women. Si rimane così incollati quando ci siamo lasciati alle spalle il primo quarto della partita sullo 0-0. Berbotto allarga per Ronchetti. Bertuetti prova ad arrivare, viene però anticipata ancora da Saito. Bazzocchi viene fermata ma in modo irregolare. Continua a spendersi tanto, non solo in attacco. La numero 9 che ha già trovato una gioia stagionale. Classe 2004, anche lei proveniente dal settore giovanile del Torino FC. Sono tantissime le ragazze cresciute in questo vivaio. Torino FC che ha visto per la prima volta scendere in campo la propria prima squadra nel 2023, percorso iniziato invece col settore giovanile nel 2015. Sono tanti i progetti che riguardano il campo, ma anche l'extracampo per quanto riguarda le due società, per cercare di avvicinare tante persone al calcio femminile. Ma adesso ritorniamo live perché aveva provato ad avventarsi sulla sfera Eva Berbotto, ma grazie all'ottimo lavoro di difesa e di Cristina Selmi, il Prosesto non rischia.
Ciocca allarga sulla banda di destra. Può avanzare Ronchetti che poi sterza. Si torna ancora indietro da Ciocca. Quindi Battocchio. Scende bassa e riceve Cecilia Riva. Ronchetti qui viene anticipata, era ben posizionata. Poi arriva un contatto ruvido, Munafò rimane a terra. Si continua però a giocare. Ha preso un colpo alla schiena la numero 10, se ne accorge la compagna di squadra Caffaratto e mette fuori la sfera. Speriamo naturalmente che sia nulla di grave per la classe 2004, scesi in campo quest'oggi con la maglia numero 10 del Torino FC. Vanno a sincerarsi delle condizioni della compagna di squadra anche Aghem e la capitana Municchi. Ne approfittano invece per andare a sorseggiare un po' di acqua le giocatrici in campo in questo caldo pomeriggio di ottobre. Una sorta di cooling break non ufficiale. Si è rialzata nel frattempo, questa è la notizia più importante, la Munafò. Fallo laterale per il Torino, che rischia tanto adesso in una zona delicata del campo. Prova ad approfittare della Prosesto con una conclusione da fuori che non trova però il bersaglio grosso. Ci aveva provato in questa occasione Serena Coliti, la numero 77. Riposiziona il proprio scacchiere Margherita Vaccarino, mentre qui viene inquadrata Riva, altra giocatrice che ha cominciato sicuramente col piede giusto questa sfida. Prova a distendersi il Torino con Berbotto. L'ultimo tocco è stato proprio suo. Riparte così la Prosesto, ancora con una serie infinita di contatti, tutto però al limite della regolarità. Poi qui la Caffaratto va a proteggere la sfera e a incaricarsi della rimessa laterale. 28esimo sul cronometro, ancora 0-0 in questa terza giornata del campionato di Serie C femminile girone A tra Torino FC e Prosesto, con la Prosesto più pericolosa, ma dall'altra parte un Torino FC che non sta a guardare, prova ad allungarsi, prova in transizione offensiva in contropiede a fare male, a sfruttare anche i calci piazzati. Per adesso però grandissima sicurezza tra i pali delle lombarde, garantita da Cristina Selmi, così come è stata sempre attenta e precisa quando è stata chiamata in causa Margherita Vaccarino. Forse in un'unica sbavatura, però non è riuscita la Prosesto ad approfittarne. Quindi ancora reti inviolate. Frau continua la numero 20 che poi si appoggia e va da Rosio. La 21 va a mettere in mezzo, ha capito tutto però la retroguardia Granata, quest'oggi in divisa bianca. La solita Mazzocchi sempre cercata, è un po' il faro dell'attacco sia in fase di possesso che di non possesso. Ancora la numero 9 si allarga, poi cerca una compagna, viene però intercettato il suo suggerimento e il Torino conquista al massimo perché la palla ha varcato la linea di fondo e quindi sarà giro dalla bandierina per le padrone di casa. Anzi no, sarà semplice fallo laterale perché la palla aveva superato prima la linea laterale, quindi qua siamo stati ingannati anche noi. Rimane comunque in attacco, quindi poco cambia in questa situazione per il Torino FC che vuole chiudere questo ultimo quarto d'ora e qualche minuto in attacco. Però qui pasticciano le Granata, non riescono così a sfruttare una situazione che poteva essere propizia per loro. La solita Frau che si abbassa, va a ricevere, play davanti alla retroguardia lombarda. Quindi Riva, si torna ancora dietro. Ciocca,
Ha spazio la numero 5, confermata dalla scorsa stagione. Sicuramente una sessione estiva di mercato importante per quanto riguarda la Pro Sesto. Abbiamo parlato delle tante conferme in casa Torino, mentre invece sono arrivate tante novità per quanto riguarda la formazione allenata da da Marco Pierangeli. Naturalmente Fulvio Francini è il tecnico del Torino FC, tecnico che conosce molto bene l'ambiente toro, essendo anche un figlio d'arte. Il padre ha militato con la maglia granata. Va a prendersi la sfera Bertuetti, non riesce però a tenerla in campo perché c'è stata una deviazione della retroguardia di casa. Si ripartirà quindi con un corner, va Rebecca Arosio a mettere in mezzo la sfera. Tanto movimento in area. Vediamo se riuscirà a trovare le torri la numero 21, che vuole però giocare subito basso. Poi riceve ancora, riesce a saltare molto bene la più diretta avversaria. Cross in mezzo della 21. C'è un colpo di testa a 2 passi dalla porta, ma arriva un grande intervento di Vaccarino, che è riuscita a sventare. Ancora però la Pro Sesto con il piede sull'acceleratore, con una grandissima imbucata. E arriva un super intervento difensivo qui di Gaia Musso. Andiamo a rivedere il replay con il super intervento in difesa di Vaccarino. Qui gran colpo di testa della Pro Sesto. È stata però brava la giovanissima a mettere al sicuro ancora il risultato, ancora questo 0-0. Pro Sesto che ha cominciato questa stagione realizzando tantissimo, già 14 gol in campionato, miglior attacco prima di questa giornata e anche miglior difesa con appena una marcatura concessa alle avversarie. Invece va alla ricerca del secondo gol stagionale per quanto riguarda il campionato di Serie C il Torino, che ha trovato per adesso una sola marcatura grazie a Linda Bazzocchi, la numero 9. Frau, ancora Pro Sesto. In anticipata però la manovra delle Lombarde, ancora con la gran giocata di Bazzocchi. Abbiamo parlato dell'importanza per questa squadra della numero 9, che qui va a conquistare un altro calcio di punizione con una grandissima giocata nella propria metà campo. Quindi non solo in attacco, non solo pericolosa in fase di realizzazione, ma anche molto utile ed utile in fase di non possesso. Qui un po' pigro il suggerimento per Laghem, che comunque riesce ad accorciare e a conquistare la sfera. Poi Pro Sesto va, quando è un po' in difficoltà, da Selmi, che prova a saltare subito 2 linee alla ricerca delle proprie attaccanti. Ancora Cristina Selmi. Si appoggia a Ciocca, fraseggiano le due. Poi si va dall'altra parte. Riesce a costruire sempre molto bene la Pro Sesto, partendo proprio dalla linea di difesa. Esce dalla propria area Selmi. Non ha pressione, quindi può ragionare sul da farsi. Poi prova l'imbucata all'indirizzo di Barbuiani, che viene anticipata. Accoliti, allarga sulla destra per Ronchetti, che pensa al cross, lo effettua, palla in mezzo, riesce ancora Vaccarino, poi da sotto porta, ci ha provato come un avvoltoi Bertuetti, ma ancora Vaccarino, che poi ha subito anche un colpo. Il colpo è stato subito da una compagna della difesa. Ancora super intervento di Margherita Vaccarino, assoluta protagonista in questa prima frazione di gioco. Va al rinvio la numero 1 da un portiere all'altro con la solita Selmi, che alza la parabola. Viene intercettato però il suo suggerimento da Munafò. Ancora un break però nella zona centrale del campo. Adesso un po' di confusione con il possesso che passa da una parte e dall'altra. Può ragionarci su la Pro Sesto.
Roberta Municchi, riuscita ad anticipare tutti e a rimettere ancora fuori. Prosesto prova ancora con Susanna Ciocca, la solita costruzione dal basso, questa volta la numero 5 che decide di avanzare, poi si appoggia a Battocchio, fraseggiano ancora la 29 e la 5. Chiude la zona centrale del campo il Torino, quindi si allarga sull'altra banda la Prosesto, che continua ancora a toccarla con le giocatrici di difesa. La solita Bazzocchi a provare a mettersi lì sulla linea del passaggio ed andare a conquistare un altro pallone della sua importante partita. Si è abbassata anche Sofia Frau, quasi sulla linea della difesa, per la centrocampista lombarda, ex Edriano. Caffaratto alla ricerca della solita Bazzocchi, che però questa volta viene anticipata, quindi Ciocca. Anticipata anche Barbuiani. Torino adesso prova a distendersi, ma c'è davvero poco spazio lì perché la pressione forsennata della Prosesto. Ha un po' di spazio adesso Caffaratto. Va ancora da Bazzocchi che protegge, si appoggia. In attacco adesso il Torino ci prova, ma riesce a raggiungere la sfera. La Selmi si allunga e blocca con le manone il pallone. Qui si chiude con nulla di fatto questa azione della Prosesto. Vaccarino con i piedi. Il canovaccio è sempre lo stesso, con l'imbucata diretta per Linda Bazzocchi, che prova a servire e riesce a farlo. Ancora le giocatrici dietro, poi c'è un grandissimo qui passaggio all'indirizzo di Eva Barbotto, che era rimasta però attardata di qualche metro, non è riuscita la classe 2008. Impressionante anche solo dirlo. Classe 2008, 17 anni per lei, ad arrivare qui sulla sfera, quando era davvero in una posizione molto interessante. 37 sul cronometro, ancora 0-0 tra Torino e Prosesto. Giocata adesso di Barbuiani, che poi prova con un campanile a cercare una compagna. Ancora Prosesto in attacco. Adesso sono tantissime le maglie nere lì. Barbuiani riceve, allarga. Coliti ancora non trova lo spazio. Break del Torino che prova ad allungarsi. Bazzocchi controlla, dà uno sguardo alla compagna. Eva Barbotto ancora una volta era rimasta un po' indietro. Qui però non è stato impeccabile il suggerimento della compagna di reparto. Non si sono trovate la numero 9 e la numero 7. Frau ad impostare una nuova manovra offensiva per la Prosesto Women. Quindi Selmi prova a cercare anche Flo, la manovra della Prosesto, che ha sicuramente costruito tanto, ma non è riuscita ancora a trovare il colpo vincente, il colpo che avrebbe potuto far saltare il banco in questa terza giornata. Abbiamo ricordato i numeri importanti per quanto riguarda la fase offensiva delle lombarde, però fino ad adesso sono le difese ad avere la meglio, con 0 reti concesse. Ciocca. Arosio. Suggerimento raso terra per la compagna, che però viene anticipata. Si distende così ancora il Toro. Lo fa con Eva Barbotto, che poi questa volta va da Linda Bazzocchi. Si sono un po' scambiate le posizioni in questa fase della partita. Non è riuscita però naturalmente, per via di questo lungo lancio, scusate, ad arrivare sulla sfera la numero 9. Barbuiani si abbassa, va da Ciocca, dall'attaccante al difensore. In mezzo al campo Gonner riesce molto bene a mantenere il possesso in questa azione, poi va da Barbotto, non c'è però lo spazio per un passaggio efficace in questo momento, quindi ancora Prosesto, ancora alla ricerca del primo squillo. Qui galoppata sulla banda di sinistra, poi palla in mezzo, intervento della retroguardia di casa che allontana non però di troppo
Poi in un secondo momento riesce a spazzare il più lontano possibile Sara La Sala e trova ancora Linda Bazzocchi che prova a lottare, entra in area in questo momento, ancora grandissima giocata, viene poi chiusa in corner, grandissima azione da parte di Linda Bazzocchi, palla al piede, dimostra davvero grandissime qualità non solo nello spazio, non solo in fasi non possesso, ma anche quando c'è da costruire l'azione con le sue leve. Quindi si ripartirà con un corner da destra per il Torino FC, va ad incaricarsene Laura Saito, classe 2002, vediamo cosa combinerà in questa azione. Nel frattempo però è tutto fermo perché c'è una giocatrice del Torino FC a terra, viene anche richiesto l'intervento dello staff medico, molto probabilmente, che non ha ancora colto il segnale, lo coglie in questo momento, quindi può intervenire così lo staff medico del Torino FC. Andiamo a vedere adesso chi è stata la giocatrice rimasta a terra. Si tratta della numero 8, Rebecca Gonnè. Vediamo se riuscirà a proseguire, vediamo soprattutto qual è l'entità di questo infortunio, se è qualcosa di momentaneo invece di qualcosa più importante e pesante per lei. Viene aiutata a rialzarsi dallo staff medico di casa, sembra poter continuare in questa partita la numero 8, che naturalmente adesso dovrà lasciare il campo per poi ritornare. Si riparte dal corner dalla destra per il Torino FC con la Saito pronta a mettere in mezzo. Saito va in mezzo, viene anticipata la Berbotto, riparte adesso la Prosesto. Però aveva tante giocatrici lasciate dietro, compresa la Caffarato, e qui riesce ancora a lottare sulla destra, ancora la Caffarato. Era la Saito a lottare, la Caffarato aveva fatto l'intervento precedente andando proprio dall'attaccante numero 11 del Torino FC. Ci avviciniamo al giro di boa di questa partita, 42 sul cronometro, ancora risultato fermo sullo 0-0. Buona notizia nel frattempo con la Gonnè, che è ritornata sul rettangolo di gioco, è proprio la numero 8 ad andare a giocare questo pallone. Ancora un flipper in mezzo al campo. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice in divisa completamente nera. Fallo laterale così affidato a Claudia Laura Caffarato. Protegge la sfera la Bazzocchi. Conquista l'ennesimo fallo laterale, fa l'ennesima cosa preziosa della sua partita. Torino che vuole chiudere in attacco questo primo tempo. Palla è stata recuperata adesso da Sofia Frau. Cercate ancora le attaccanti del Torino, hanno capito tutto, però le avversarie della Prosesto. Non trova lo spazio per poter passare qui Sofia Dell'Acqua, che poi allarga per Ciocca. Barbuiani, Bettocchio. Ciocca controlla con il destro, poi va in mezzo, anticipo però della capitana Municchi del Toro, poi Bazzocchi andare a contendere l'ennesimo pallone di questo primo tempo. Ciocca, palla al piede. Qui viene fermata in modo irregolare dalla Munafò, la giocatrice della Prosesto, che è rimasta a terra. Si trattava della numero 77, Serena Accoliti, che si alza adesso prontamente.
Ci avviciniamo anche al 45esimo, quindi andiamo a vedere quale sarà l'entità del recupero. Arosio sul punto della battuta. Palla in mezzo, nulla di fatto però. Difficile in quella porzione del campo andare a controllare. Viene segnalato proprio in questo momento il recupero, ancora 60 secondi da giocare da adesso. Questo primo tempo di Torino FC Pro Sesto Women. Squadre ferme sullo 0-0 in questa terza giornata del terzo campionato nazionale di calcio femminile. Esce e mette fuori Cristina Selmi. Ultimi 15 secondi di fatto con la Bazzocchi che vuole andare a contendere un altro pallone. Questa volta però le viene scippato. Ciocca. Allarga per Ronchetti che sterza, si prende la corsia centrale del campo. Poi si allarga per Battocchio. Non c'è però più tempo, duplice fischio. Squadra che così vanno nello spogliatoio con il parziale di 0-0. Pro Sesto sicuramente più pericolosa, ma Torino FC solido ad andare a proteggere la rete inviolata. Adesso andiamo a dare anche uno sguardo al girone A del campionato di Serie C femminile con Pro Sesto, Caronnese e Moncalieri a quota 6 punti. Il terzetto di testa è seguito dall'Angelo Baiardo e Lesbo a quota 4 punti. A 3 punti Real Meda e Sedriano, con la Torres che ha conquistato anche la prima vittoria, mentre invece ancora ferme a quota 0 Atletico Uri, Alzalee, Solbiatese, Torino e Tarros. Andiamo a vedere le partite di questo turno con gli anticipi Torres, Lesbo e Alzalee, Solbiatese, Tarros, mentre invece nel pomeriggio di oggi impegnate oltre a Torino e Pro Sesto Angelo Baiardo Moncaglieri, Caronnese Atletico Uri e Sedriano Real Meda. E adesso un po' di respiro anche per noi e ci sentiamo per raccontare la seconda parte di questa gara dopo l'intervista pre-partita del tecnico della Pro Sesto. Siamo in compagnia di Marco Lotta, team manager Pro Sesto, sicuramente un avvio di stagione molto promettente da parte della tua formazione. Sì, abbiamo cominciato la stagione nel migliore dei modi, siamo molto contenti e speriamo di continuare così. Ancora prima di scendere in campo con i primi appuntamenti di questa stagione avete sicuramente vissuto una sessione estiva di mercato molto attiva. Sì, abbiamo comunque acquistato delle giocatrici molto importanti per noi, si sono inserite nel migliore dei modi già in queste prime giornate, in questo periodo comunque di inizio stagione e siamo veramente contenti di questo. Oggi terzo appuntamento per quanto riguarda il campionato di Serie C con una trasferta, cosa vi aspettate da questa sfida in terra piemontese? Speriamo che le ragazze comunque siano in giornata come lo sono state nelle prime due, siamo molto fiduciosi, le ragazze stanno bene, è una bellissima giornata qua a Torino e speriamo che vada nel migliore dei modi. Grazie per la disponibilità e in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a voi, crepi il lupo.
Bentornati amici ed amiche del calcio femminile, tutto pronto per questa seconda frazione di Torino FC Pro Sesto Women 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Primo possesso di questo secondo tempo che sarà orchestrato dalla formazione ospite guidata da Marco Pierangeli. Porsesto che attaccherà da destra verso sinistra. Si parte con il secondo tempo, primo possesso appunto delle lombarde che provano subito a cercare in avanti Barbuiani, che viene anticipata dalla difesa granata, che mette fuori. Attacco della Pro Sesto pericoloso nel primo tempo, però altrettanto attenta la difesa del Torino. Adesso attacca ancora la Pro Sesto, prova a farlo con Arosio che viene anticipata. Bazzocchi cercata, non riesce però questa volta la 9 a controllare. Poi il Torino con calma prova a spazzare in mezzo al campo. Verbotto mette fuori. Ha provato subito ad alzare il baricentro in questa prima parte di secondo tempo la Pro Sesto. Squadre schierate con gli stessi 11 dell'avvio. Non abbiamo ancora visto nessuna sostituzione, né per quanto riguarda la prima frazione, né per quanto riguarda naturalmente questo inizio di secondo tempo. Qui arriva un offside fischiato, posizione oltre la linea dei difensori di Claudia Laura Caffaratto. Scusate, di Sofia Dell'Acqua, numero 2 naturalmente della formazione della Pro Sesto Women. Va al rinvio Vaccarino, protagonista del primo tempo, poi si lotta proprio sotto la nostra postazione, in una parte del campo che viene difficile da coprire qui al CIT Turin. Dell'Acqua. Quindi Riva. Vorrebbe ancora la palla alla numero 2, prova ad andare avanti la 7 che poi torna indietro. Va da Battocchio. Allarga per Ciocca. Avanza la 5. Imbucata poi c'è il velo della Barbuiani. Possesso ancora Pro Sesto, è rimasta a terra nel frattempo una giocatrice del Torino. Grandissima sportività in questa partita con Arosio che mette fuori. È stato sicuramente dinamico, con poche interruzioni il primo tempo. Appena un minuto è stato recuperato dopo il 45esimo. Vediamo invece quale sarà la storia che ci racconterà questa seconda frazione. Secondo ingresso dello staff medico quest'oggi qui sul terreno di gioco del CIT Turin. Proseguono anche le manovre a fianco alle due panchine delle calciatrici, pronte naturalmente ad entrare in questo secondo tempo. Nel frattempo si rialza tra gli applausi Munafò, la numero 10 di casa, che ha preso un colpo sul fianco destro. Sembra però poter proseguire senza troppi problemi in questo secondo tempo. La palla poi viene restituita sportivamente dal Torino alla Pro Sesto. Battocchio. Ciocca. Va a fare la voce grossa e mette fuori Municchi. Abbiamo parlato spesso di Linda Bazzocchi, anche prestazione importante da sottolineare sicuramente per Roberta Municchi nel primo tempo. Per quanto riguarda naturalmente la causa granata, che adesso deve cercare di limitare i danni in questa situazione, vista la pressione altissima della Pro Sesto, che prova a attaccare con la Colletti, che poi si accentra, ha perso per un attimo l'appuntamento con il tiro, quindi si va dalla banda di destra alla banda di sinistra.
buono l'intervento difensivo del Torino FC e poi si trascina anche la palla fuori la Pro Sesto, quindi può rifiatare in questo momento il Torino con un fallo laterale. Qui c'è un contatto falloso, a commettere fallo è stata Sara La Sala su Accoliti. Calcio quindi di punizione dalla tre quarti, qualche metro più indietro per la Pro Sesto Women. Va ad incaricarsene Rebecca Arosio, la numero 21, classe 2000. Al secondo anno con questi colori. Palla nella terra di nessuno, può così spazzare senza troppe difficoltà Laura Saito. Poi c'è un altro fallo, questa volta a commetterlo sono state le giocatrici ospite. Meglio ci riposiamo. Calcio di punizione battuto, ma è tutto fermo perché prima c'è la prima sostituzione di questo pomeriggio con l'ingresso in campo di Alessia Gentile che va a rimuovere Sofia Frau. Quindi primo cambio in casa Pro Sesto con l'ingresso sul terreno di gioco della numero 8. Vediamo adesso dove andrà a posizionarsi la centrocampista classe 2003, lei che è cresciuta nel vivaio dell'Inter, con cui ha anche conquistato lo scudetto giovanile Under 15. Una conferma per quanto riguarda la Pro Sesto dalla passata stagione. Torino alleggerisce con Gonnet che va da Vaccarino. Dell'acqua la rimette dentro. Spazzata, controlla Linda Bazzocchi che poi prova ancora a proteggere la sfera nonostante il raddoppio di marcatura. Con Cecilia Riva che gliela porta via, quindi Dell'acqua. Avvolgente adesso la manovra offensiva della Pro Sesto che prova ancora a cercare spazio lì in quell'angolo della banda sinistra. E conquista anche un fallo laterale. Accoliti calcia! Ancora Vaccarino a dire di no a Serena Accoliti. Ha provato la 77 a far saltare il banco. Si è però ancora una volta superata allungandosi la numero 1 di casa. Che poi questa volta invece ha un compito un po' meno impegnativo e va a fermare la sfera. Ancora impatto importante della 2006 del Torino FC che continua a mantenere la propria porta inviolata. Grande carattere per una giovanissima, una delle tante in realtà di questo pomeriggio. Aghem. Uno sguardo alle compagne da parte del terzino del Torino FC. Bazzocchi la alza. Palla riconquistata adesso dalla formazione di Pierangeli. Uno dei primi palloni giocati da Gentile. Dal centro del campo sulla destra. Con Bertuetti che lotta. Poi arriva una conclusione a metà strada tra un tiro e un cross. Continua dopo la prima respinta del Torino la Pro Sesto ad offendere. Lo fa con Giada Barbuiani che entra dentro. Poi c'è una deviazione con una mano. Quindi si va dagli 11 metri. Arriva un'occasionissima adesso per la Pro Sesto Women con il tiro dal dischetto. C'è qualche protesta da parte della capitana Roberta Municchi per questo tocco di mano conquistato dalla Pro Sesto Women che si presenta adesso dal dischetto del rigore. Lo fa con Rebecca Arosio che va a sfidare Margherita Vaccarino. Fa osservare naturalmente la posizione dietro all'area il direttore di gara. Parte la rincorsa lenta
della numero 21, però è ancora tutto fermo perché va riposizionato sul dischetto la sfera. Parte adesso la rincorsa della 21 che spiazza Margherita Vaccarino, passa in vantaggio la Pro Sesto Women con Rebecca Arosio e 0-1. Ha cominciato forte in questi primi 10 minuti la Pro Sesto Women, che va poi a trasformare il penalty che avete visto anche riproposto dal nostro prezioso replay. Il pallone ritorna nel cerchio del centrocampo con le due squadre che adesso sono sullo 0-1 per via proprio di questo rigore che ha fatto saltare il banco in questo pomeriggio torinese in questa sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C femminile. Vediamo adesso quale sarà la reazione delle Granata. Vediamo se riusciranno a trovare le energie e la forza fisica e mentale per provare a risalire la china ed andare ad impattare. Vediamo se invece grazie a questo gol si è sbloccata la manovra offensiva della Pro Sesto Women. Sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vivere insieme, quindi non ci resta che metterci comodi e divertirci con questo terzo turno del campionato di Serie C femminile. Accoliti, che aveva provato a colpire dalla distanza. Va dietro da Ciocca, la numero 5, sterza, poi con calma serve Battocchio, che se la porta sul mancino, poi allarga con la destra da Dell'Acqua. C'è anche un contatto sicuramente ruvido con Berbotto. Lascia però proseguire il direttore di gara. Poi c'è un break del Torino FC che prova ad allungarsi. Non riesce però a controllarla questa volta Linda Bazzocchi. Battocchio. Ancora l'ex Monza. Per Ciocca, che invece una conferma. Poi qui Caffaratto. Lascia intervenire Margherita Vaccarino. Selmi con calma. Naturalmente non ha fretta la Pro Sesto. A maggior ragione dopo il vantaggio che ha di fatto aperto questo secondo tempo, spostando la lancetta delle marcature a favore delle lombarde, che vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. Arrivate qui a quota 6 punti. Battocchio. Quindi Accoliti, scambiano ancora le due. Poi palla aperta per Cecilia Riva. Gioca sul velluto adesso la Pro Sesto. Ciocca. Cerca le geometrie necessarie per provare ancora a scalfire la difesa di casa. Deve però poi indietreggiare adesso la Pro Sesto perché si muove molto bene senza palla la formazione di Fulvio Francini, che sì, sotto nel punteggio, ma sicuramente sta ancora dimostrando il carattere giusto ed è ancora completamente nella partita, non solo dal punto di vista del punteggio ma anche proprio dal punto di vista del temperamento. Una squadra che è scesa in campo davanti al pubblico amico senza alcun timore reverenziale. Ma adesso ritorniamo live con Riva che controlla, riesce a saltare di netto. Saito poi si allunga con Bertuetti, la Pro Sesto. Deve poi fermarsi la numero 62, risalire il campo. Trova una compagna. Si fa tutto sul vertice destro dell'area di rigore. Palla recuperata dal Torino con Linda Bazzocchi. La 9 prova ad andare a servire. Berbotto che viene però anticipata. Ci sono gli applausi ancora del pubblico di Fede Granata, che ha apprezzato e non poco questa soluzione.
Cerca ancora l'attacco la Prosesto, lo fa con Ciocca che va addirittura a posizionarsi là in posizione avanzata. Poi una conclusione da fuori che però viene ribattuta. Era stata la Rosio, se non andiamo errati. Sì, è proprio così, la numero 21 a provare ancora a trovare la seconda marcatura di giornata dopo il penalty trasformato. Nel frattempo il gioco è ancora fermo perché arriva un'altra sostituzione. A lasciare il campo è Eva Berbotto, la numero 7. Al suo posto entra la numero 18, Clara Altafin. Quindi un cambio per parte in questo momento della partita. Andiamo a vedere quale sarà l'impatto della numero 18 di Fulvio Francini. Centrocampista classe 2006. È uscita una giovanissima, una 2008, ne è entrata un'altra molto giovane, una 2006, 2 anni in più. Ma stiamo parlando di una linea verde sicuramente da mettere in mostra per il Torino FC. Ancora un po' di ruvidità, ma tutto regolare. Continuano ad essere poche le interruzioni quando manca poco più di una mezz'ora al termine di questa sfida. Abbiamo superato quota 60 minuti. Con lo 0-1 deciso per adesso dalla rete su rigore di Arosio. La solita Ciocca che in questo secondo tempo sembra prediligere altre posizioni rispetto a quelle della difesa. Proprio lei prova ad andare da una compagna avanti. Nessuna difficoltà per Vaccarino che controlla all'interno della propria area. Dell'Acqua lascia correre. Fallo laterale così per la Prosesto Women. Anticipata Coliti solo per un attimo perché la 77 è ancora la più veloce di tutte. Poi prova un'imbucata, ha capito tutto, però la retroguardia di casa che poi vuole impostare una nuova manovra con Caffaratto. Quindi la neoentrata Altafin, numero 18, viene subito pressata da Riva che gli porta via la palla. Poi il Torino ancora con grinta riesce a spazzare e a conquistare qualche metro prezioso. Barbugliani mette in moto Accoliti che pensa per un attimo alla conclusione, poi allarga per Pertuetti che però perde naturalmente il tempo per il tiro, quindi si accontenta di andare indietro da Ronchetti che guarda le compagne. Grande intervento però irregolare da parte della numero 11 del Torino FC, Laura Saito, che qui non ha voluto lasciare la giocata semplice all'avversaria, la fermata così subito, fermando di fatto ancora questa azione della Prosesto che continua a rendersi però pericolosa in questa seconda frazione. E Arosio sul punto della battuta. Rincorsa della 21 che lascia partire il suo mancino sul secondo palo, non è riuscita però ad arrivarci Alessia Gentile che era appostatasi lì nei pressi del secondo palo, troppo largo però suggerimento della compagna di squadra, si rimane così fermi sullo 0-1. Torino adesso si affaccia davanti. Qui Altafin probabilmente non poteva intervenire sulla sfera, essendo partita in una posizione di fuorigioco. Non è però entrata nel gioco, quindi si continua a giocare con il Torino che ne recupera un'altra con la propria capitana.
Poi è rimasta a terra Munafò, che ha anche qualcosa da dire al direttore di gara. Si rialza la numero 10 dopo il breve ma intenso colloquio con Lorenzo Bettinardi della sezione proprio di Torino. Si può così ripartire. Coraciocca con un'azione vista e rivista. Accoliti ad allargare. Buono qui l'anticipo di Roberta Municchi, che in scivolata si immola e mette out. Arosio prima e Accoliti dopo. È stata proprio la numero 77, l'ultima a toccare nell'angolo destro del rettangolo di gioco. Ancora Accoliti, questa volta però arriva il break di Laura Saito. Poi è arrivato anche un fischio per un fallo della Pro Sesto Women. Può così allargare un po' il proprio scacchiere il team di Fulvio Francini. Mette fuori senza rischiare la Gentile. La game va direttamente con la rimessa a cercare Bazzocchi, che viene però anticipata di netto. Prova ancora a lottare la numero 9. Poi arriva un altro break, non riesce così a ripartire la Pro Sesto, almeno per un momento. Poi in un secondo momento riesce a proteggere molto bene la palla la Bertuetti, con un lancio poi nella terra di nessuno. Sembra aver ripreso un po' le misure in questo momento del match il Torino FC, dopo il rigore subito nei primi 10 minuti e un paio di occasioni pericolose proprio a cavallo di quel penalty per la Pro Sesto. Ancora azione adesso della Pro Sesto, che prova ad andare fino in fondo con Barbuiani. Super intervento della solita Margherita Vaccarino. Ha provato praticamente a giochi rotti e si è presentata davanti all'estremo difensore avversario, la numero 90, con il portiere che però ancora una volta le ha detto di no. Dall'altra parte il Torino prova subito a rispondere, colpo su colpo. Lo vuole fare con la solita Bazzocchi, poi c'è un flipper. Premiata la numero 9. E adesso è il momento della sostituzione. Nel frattempo guardiamo però ancora il replay con il super intervento di Margherita Vaccarino a dire di no alla numero 90 avversaria. Si riparte con il corner, vediamo se ci sarà prima il corner o prima la doppia sostituzione. Prima corner con la palla in mezzo, sicuro l'intervento dell'estremo difensore della Pro Sesto. Adesso andiamo a vedere la sostituzione, difficilissimo da qui vedere. Ok, esce la numero 11, Laura Saito, al suo posto la numero 20, Giada Guarini. E poi ancora un cambio con fuori la numero 10, sempre del Torino FC, Carola Michela Munafò, al suo posto la numero 15, Claudia Ferrara.
Insiste ancora la Prosesto dopo questo doppio cambio del Torino FC, che vuole provare in questi ultimi 20 minuti ad impattare in una sfida che alla vigilia sembrava complicatissima. Sta però vendendo carissima la pelle la formazione di casa, che qui però perde una palla pericolosa sulla linea mediana del campo. Prova ad attaccare la Prosesto, ma arriva ancora un super intervento da parte della neoentrata Giada Guarini, che strappa la palla ancora, però insiste la Prosesto, prova a farlo con Cecilia Riva, che sfida ancora la numero 20. Poi c'è anche un raddoppio di marcatura dell'altra neoentrata, la numero 15 Ferrara, che riesce a completare molto bene l'opera, che frutta la palla recuperata per il Torino. Sicuramente si è alzato il volume dei contrasti in questa seconda parte di partita. Ogni possesso adesso ha un peso specifico sicuramente più importante, più elevato. Ci stiamo avvicinando a una fase sicuramente delicata della partita. Ultimi 20 minuti, qualcosa meno sul cronometro, poi naturalmente ci sarà anche il recupero. Dell'Acqua di testa. Prova ancora ad allungare, qui non è riuscita ad intervenire con i tempi corretti la Caffaratto, poco importa perché il possesso ancora del Torino con Bazzocchi che allarga, vorrebbe la corrente Ferrara, che però era rimasta attardata di qualche metro. Può così riposizionarsi in campo con ordine la Prosesto, lo fa con la propria estremo difensore. Ancora Prosesto con Ciocca, data in più di un'occasione vicina al raddoppio la formazione di Pierangeli, però si è più di una volta imbattuto in una superba superlativa Margherita Vaccarino. La Prosesto prova ad attaccare da destra a sinistra con il tentativo però che non va a segno di Sofia Dell'Acqua. Qui ha svirgolato la numero 2. Abbiamo già assistito a 3 sostituzioni per quanto riguarda il team di casa in questo secondo tempo, appena invece una per quanto riguarda la formazione ospite della Prosesto Women, con l'ingresso sul terreno di gioco di Alessia Gentile, la numero 8, che si è andata a posizionare lì davanti alla difesa. Qui Cristina Selmi deve indietreggiare. Non è impeccabile il suo suggerimento, ha capito tutto, così il Torino che prova ad attaccare ancora sulla corsia di destra. Palla che rimane delle Granate, quest'oggi in divisa completamente bianca con inserti granata. Spazza senza mezze misure la retroguardia della Prosesto, ma è ancora il Torino provare ad affondare, con una palla che diventa sicuramente molto interessante per la numero 20, ma è tutto fermo. Qui ha provato ad intervenire Guarini, però la sua è una posizione irregolare, fuori gioco, quindi si ripartirà con il calcio di punizione della qui inquadrata Cristina Selmi, che vuole le compagne più avanti, più avanzate, vuole alzare il baricentro, la Prosesto. Anticipata la Barbuiani, c'è però Dell'Acqua che va proprio dalla compagna. Giocata ancora della numero 90 che ne salta una, poi però si imbatte ancora in una importante difesa granata, ma sono ancora le ragazze della Prosesto a voler provare a sfondare. Accoliti ha un po' di spazio, glielo chiude adesso la retroguardia di casa, ancora Prosesto col piede sull'acceleratore. A cercare lo spazio necessario per provare a sfondare. Ancora Dell'Acqua, vuole allargarsi sul perimetro il team lombardo. Torino però non ci sta, ricaccia dietro, quindi perde un po' di metri. Prosesto che riparte adesso con la propria estremo difensore.
Azione avvolgente adesso di Accoliti e compagni, con la palla che va dal centro a destra, poi arriva un tiro che attraversa tutto lo specchio della porta senza però trovare nessuna giocatrice d'attacco. Si chiude così con un nulla di fatto, un'azione avvolgente della Pro Sesto. Entra per la Pro Sesto Stefania Fico, che va a rimuovere la numero 33 Matilde Ronchetti. Secondo cambio quindi di questo secondo tempo per la Pro Sesto, con l'ingresso sul terreno di gioco della numero 19 Stefania Fico. Attacca ancora nel frattempo la Pro Sesto con un tocco morbido sotto di Giada Barbuiani, che non trova però lo specchio della porta. Ultimi 15 minuti di gioco, con la Pro Sesto che vuole ancora affondare. Maccarino però è attenta e precisa. Cristina Selmi controlla con i piedi, pressione di Bazzocchi poi, quindi la gestisce con le mani, la classe 1993, che la rende poi giocabile per le compagne. Riva in mezzo al campo da Gentile, qui gran palla per Bertuetti, che prova ad affondare, poi dà uno sguardo anche alle compagne, parte il suo cross ma viene anticipata però Sofia Dell'Acqua dalla difesa del Torino. Pro Sesto che però non ci sta e continua ad attaccare. Coliti dietro per Arosio, poi c'è ancora un anticipo netto della difesa di casa. Sicuramente un pomeriggio piacevole per quanto riguarda le temperature, ma il sole e il vento stanno creando anche qualche grattacapo in più alle giocatrici in campo, e non solo a loro, con fogli che stanno svolazzando anche nella nostra postazione di commento. Ma adesso ritorniamo a vivere questa volata finale tra Torino FC e Pro Sesto, con Dell'Acqua che prova a sfondare, laddove però c'è pochissimo spazio anche per via dell'intensità che sta mettendo in campo il team Granata. Cerca ordine adesso la manovra del Torino. Che vuole risalire il campo. Ha capito tutto però stringendosi Sofia Dell'Acqua. Altafien vuole l'1 contro 1 proprio contro la Dell'Acqua, che ha capito tutto, recupera la sfera, supera anche in questo momento la mediana del campo, poi cerca un'imbucata però difficile da compiere. La Gentile ha riconquistato nel frattempo il possesso. Ancora Pro Sesto, ancora ad offendere con la palla che va dalla Dell'Acqua, sfida tra numeri 2, con la Caffaratto che riesce a conquistare il massimo, ovvero il rinvio dal fondo della qui inquadrata Margherita Vaccarino. Ultimi 10 minuti da giocare tra Torino FC e Pro Sesto Women in questa terza giornata del campionato di Serie C. In questo momento punteggio fissato sullo 0-1 per via del penalty realizzato dalla formazione allenata da quest'anno da Marco Pierangeli, al primo anno da allenatore della prima squadra, dopo il percorso nel settore giovanile.
Gentile con calma controlla ancora la numero 8, entrata nel secondo tempo sul rettangolo di gioco. Barbuiani torna indietro da Ciocca, che deve indietreggiare di qualche metro. Poi la 5 vuole andare da Arosio. Rimane lì nei pressi del limite dell'area, qualche metro più avanti la Pro Sesto riesce comunque ancora a mettere fuori il Torino FC. Dell'Acqua, finta di andare in mezzo, poi si accentra, ancora una sterzata, questa volta per portarsela sul sinistro, poi sul destro. Serie di rimpalli, poi un tiro complicato che supera abbondantemente la traversa della porta difesa dalla Vaccarino. Qui allarga le braccia, la numero 1 del Torino. Che non sa esattamente dove andare a rimettere questo pallone. Poi opta per la corsia centrale. Qui sotto la nostra postazione Torino prova ad attaccare con la Gonnè. Conquista un fallo laterale. Bazzocchi gestisce, pensa per un attimo anche il tiro, poi allarga. Qui il suggerimento di Ferrara era proprio per Linda Bazzocchi, avrebbe voluto il taglio dell'attaccante con la maglia numero 9, che era rimasta però dietro di qualche metro. Può controllarla senza troppe difficoltà Cristina Selmi, che poi lascia la palla a Gentile, che allarga sulla banda di destra. 82 sul cronometro, 8 minuti più recupero ancora da giocare in questo terzo turno del campionato di Serie C femminile. Con la Pro Sesto sempre avanti nel punteggio per 1-0. Tutto in un fazzoletto, con 4 giocatrici addirittura lì sul limite dell'area del Torino. Poi alza adesso il baricentro la formazione lombarda, che va da Barbuiani, controlla la numero 90, la rende giocabile per Riva, finta di corpo. Dell'Acqua poi prova ancora a mantenerla lì per le compagne. Gentile deve indietreggiare, ma il possesso è ancora della Pro Sesto, con la Selmi che deve anche proteggersi dal sole, come abbiamo ricordato in precedenza. Sicuramente un compito arduo anche per via della luce di questo tramonto torinese per le giocatrici in campo. Possesso di palle insistito ancora della Pro Sesto, con la Barbuiani che torna indietro, vuole lei vestire i panni del playmaker, quindi accoliti, fuori per Ciocca. Si allunga con praticamente tutto lo scacchiere oltre la linea mediana del campo, ancora Pro Sesto avanti. Si abbassa naturalmente la retroguardia, le due linee della formazione del Torino FC. Adesso una palla in mezzo di difficile gestione, prova a coordinarsi la Barbuiani, palla alta sopra la traversa. Non ha trovato sicuramente il timing necessario per poter fare ancora male a Margherita Vaccarino, che questa volta non deve compiere nessuna prodezza, perché la palla è abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Continua qualche movimento sulle due panchine per quanto riguarda possibili sostituzioni, con le due squadre che hanno già cambiato in questo secondo tempo, squadre che stanno andando alla ricerca di forze fresche naturalmente per questo gran finale, dove tutto è ancora più che mai aperto. Qui Bertuetti indietreggia, controlla, vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice in divisa nera. Quindi si riparte con un fallo laterale per il Torino già battuto. Qui arriva poi una spinta sulla linea mediana del campo. Il fallo è stato commesso dalla Pro Sesto. È stata Rebecca Arosio con una spinta a voler interrompere sul nascere la nuova manovra offensiva del Torino. C'è poco spazio lì, prova quindi a sterzare il Toro, che poi la mette in mezzo alla ricerca di Linda Bazzocchi, che la controlla, poi arriva il tiro da fuori, ha svirgolato Rebecca Gonnè al momento della conclusione. Occasione per il Torino, che fino alla fine vuole provarci. Qui viene inquadrata la numero 8 di casa, che si dispera per questo tiro, che non ha trovato lo specchio della porta, ma quando si allunga dimostra ancora di poter creare non pochi grattacapi alla formazione lombarda, al Torino FC,
che adesso però deve pensare alla difesa, perché c'era già lì in agguato Elisa Bertuetti, che non è riuscita però a servire nessuna compagna in questo tentativo verso la profondità. Si sta correndo tanto, con le due squadre che dimostrano anche di stare bene dal punto di vista fisico, non solo dal punto di vista tattico. Qui viene fermata in modo irregolare Cecilia Riva, rimasta a terra la classe 2004 della Prosesto, che si alza comunque subito, nulla di grave per lei. Ciocca. Vuole disegnare nuove geometrie. Palla dell'Acqua che controlla. Torna indietro la numero 2, si appoggia da Riva. Cercata ancora e trovata la Selmi, che è diventata praticamente anche lei una giocatrice di movimento in questo finale di partita. Una sorta di power play per andare a prendere in prestito termini del futsal. Entra ancora in area la Prosesto, si lotta nell'area di rigore del Torino FC con la capitana che mette fuori, ma c'è ancora la Rosio solo per un attimo, poi la palla ha varcato la linea laterale del campo. Linguaggio del corpo positivo anche per quanto riguarda i due tecnici, che vogliono davvero lasciare nulla al caso. Qui fallo in attacco quando ci avviciniamo alla linea del traguardo. 87 sul cronometro, palla persa sul nascere dal Torino. Poi c'è un fallo sulla tre quarti. Ha commesso fallo Sara La Sala. Tra l'altro, piccolo dato statistico: nessun cartellino mostrato in questa partita. Detto fatto, arriva la maledizione del telecronista con il primo cartellino giallo del pomeriggio. Molto probabilmente il cartellino giallo è arrivato per Sara La Sala. Difficile in questa situazione capire se sia stata ammonita la giocatrice che ha commesso il fallo, se l'ammonizione sia arrivata per le proteste successive. Molto probabilmente questa seconda opzione. Rimane il fatto che la Prosesto adesso ha un calcio piazzato molto molto interessante. Deve posizionare con attenzione la propria barriera Vaccarino. Parte Barbuiani con la palla che attraversa lo specchio e termina fuori. Nulla di fatto quindi anche in questo caso per la formazione lombarda. Ancora alla ricerca della seconda marcatura che di fatto chiuderebbe la pratica anzitempo. Dall'altra parte invece ha altro in testa il Torino. Gioco un po' spezzettato in questo momento, con un fallo che viene ravvisato dalla formazione di casa. Siamo anche curiosi di andare a scoprire quale sarà il recupero di questa partita. Sicuramente nel secondo tempo c'è stata qualche interruzione in più. C'erano stati 60 secondi aggiuntivi nella prima frazione. Andiamo a vedere quanti saranno in questo secondo tempo. Saranno sicuramente minuti interessanti da andare a vivere, da andare a seguire, perché il discorso 3 punti è più che mai aperto, con in questo momento la Prosesto che ha l'intera posta in palio dalla propria.
Però dall'altra parte il Torino, come sta dimostrando anche in queste ultime battute della sfida, sta continuando ad attaccare nel tentativo di sfruttare qualche occasione o qualche disattenzione avversaria. Qui ha provato Caffaratto a servire una compagna, poi rischia qualcosa. La Selmi che deve tornare indietro, controllare. Arriva adesso la segnalazione del recupero, con 4 minuti di recupero segnalati. Quindi si continuerà fino al 94esimo minuto. Abbiamo superato da qualche secondo quota 90 minuti. Ultimi 4 giri di lancette di questo Torino FC Pro Sesto Women. Con Arosio che prova ad andare da Barbuiani. Ha capito tutto però Capitan Municchi, che poi può ancora gestire. Risale il campo la classe 2000, che va a cercare Bazzocchi. Viene anticipata però l'attaccante piemontese. Altafin torna indietro. Si fanno sentire anche i tifosi piemontesi in questo finale di partita. Spazza il più lontano possibile Cecilia Riva, ma il Torino è ancora lì ad offendere. Lo fa con la Gonnè. Serie di batti e ribatti. Accoliti prova ad arrivare sulla sfera. Sono più veloce però le granate, solo per un attimo, perché poi Bertuetti prova a girarsi. Ennesima palla recuperata, questa volta dal Torino. Arosio danza sul pallone la 21. Allarga per Battocchio, che supera in questo momento metà campo. Insiste la 29, che poi vuole l'imbucata per Barbuiani. Ha capito tutto, però ancora una volta la difesa quest'oggi in divisa bianca. Nel frattempo siamo arrivati a metà dell'extra time. 92 giocati, ancora 2 invece da giocare. Arosio alla ricerca di una compagna. Controlla con le mani Vaccarino. Rinvio della numero 1 di casa. Ci avviciniamo all'ultimo giro di lancette. Barbuiani controlla, anticipata però molto bene da Hagem. Ancora il Torino, 60 secondi. Dell'Acqua con le ultime energie, rimasti in corpo, va a recuperare ancora un pallone che rimane sul rettangolo di gioco. Un po' di confusione adesso, ha però ancora la meglio la Pro Sesto, che prova a cercare il Pertugio, lo fa da fuori con il tentativo di Bertuetti. C'è stata anche una deviazione, quindi si ripartirà ancora con il corner. 93-30, 30 secondi ancora da giocare, giro dalla bandierina per un corner dalla sinistra per la Pro Sesto, in vantaggio 1-0. Molto probabilmente questa sarà anche l'ultima azione di questa partita. Ricordiamo, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C femminile. Qui al CIT Turin, impianto sportivo nel cuore della città sabauda. La vogliono tenere lì sulla bandierina. Azione che si sta sviluppando in una porzione di campo di difficile lettura per noi. Possiamo solamente un po' immaginare. E nel frattempo arriva, molto probabilmente,
il triplice fischio. Ci sono anche 2 partite in contemporanea, quindi diventa anche difficile andare ad interpretare i fischi in questo momento. È arrivato sì il triplice fischio e quindi sono arrivati anche i 3 punti in trasferta. Terza vittoria consecutiva in questa Serie C femminile per la Pro Sesto Women. Grande partita anche per quanto riguarda la formazione di casa del Torino FC, che fino alla fine ha provato a rovinare i piani delle avversarie. Adesso noi ci salutiamo e andiamo ad intercettare le impressioni della protagonista in campo. Siamo in compagnia di Cristina Selmi, si è appena chiuso questo terzo turno del campionato di Serie C femminile con una vittoria della tua Pro Sesto. Che partita è stata? Ma è stata una partita più complicata del previsto perché loro sono state molto brave a difendere e poi ripartire, ma noi siamo noi e abbiamo vinto. È stata sicuramente una partita con tanta intensità, una partita poi decisa solamente nella seconda frazione, avete collezionato più di un'occasione. Cosa è mancato secondo te sotto porta? Ma nel primo tempo sicuramente un pochino più di cattiveria, soprattutto sulle seconde palle, sulle respinte. Poi abbiamo sbagliato molti passaggi, cosa non da noi, però la forza di una squadra si vede quando dagli errori si riparte e si centra l'obiettivo. Siete una formazione molto giovane, tu sei una delle più esperte di questo gruppo, vesti anche la fascia di capitano. Cosa ti senti di apportare? Sì, sono una delle più vecchie, però sono delle ragazze fantastiche e con una crescita incredibile. Grazie per la disponibilità, Cristina, e in bocca al lupo per le prossime partite della vostra stagione. Grazie per averci seguito in questo pomeriggio dedicato alla Serie C femminile di calcio e ai prossimi appuntamenti sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti da Enrico Longo.